Sai, stavo riflettendo su questa storia incredibile del 1292 o forse era il 1192. Aspetta. 1192. Il ritorno dalle crociate di Re Riccardo. Esatto, 1192. Riccardo Cuor di Leone, di ritorno dalle crociate, viene improvvisamente fatto prigioniero. E non in un posto qualunque. No, infatti, in un territorio del nord Italia, un posto ferocemente indipendente. Cioè, dicono persino che da questo specifico evento sia scaturita la leggenda di Robin Hood. Una teoria affascinante, assolutamente. Pazzesca, ma la vera storia di questo territorio in realtà non ha nulla a che fare con re, crociate o ladri che rubano ai ricchi nelle foreste. Niente affatto. Riguarda invece un Parlamento del XIII secolo che funzionava con meccanismi che sembrano incredibilmente simili a un moderno consiglio di amministrazione aziendale. Che per l'epoca è fantascienza. Esatto. E la cosa ancora più assurda è il modo in cui quello stesso DNA medievale, quasi 1000 anni dopo, praticamente nel 2026, sta alimentando concerti rap, maratone e una gigantesca mobilitazione culturale. Un salto temporale notevole. Decisamente. Quindi benvenuti a questa nuova esplorazione. L'obiettivo di oggi, per chi ci ascolta, è proprio un viaggio spazio-temporale che ci porterà dall'anno 1077 ad atterrare direttamente nel Friuli Venezia Giulia di oggi, del 2026. E per mappare questo viaggio, insomma, abbiamo analizzato una mole di documenti che è davvero notevole. Un bel po' di carta, sì. Diciamo pure una montagna di fonti. Siamo partiti da articoli di inquadramento storico per arrivare fino ai bollettini ufficiali del Consiglio regionale. Più tutta la parte dell'Arlef, giusto? Fittissimo programma di oltre 150 eventi diffusi su tutto il territorio. 150? Pazzesco. E il filo rosso, cioè la meccanica che unisce tutta questa documentazione, è fondamentalmente uno solo. Ed è il legame indissolubile tra la memoria storica e l'identità contemporanea. Ed è esattamente questo il punto focale che mi ha colpita, sai. Quando leggiamo i documenti relativi a questo 2026, scopriamo che la fondazione di uno Stato medievale non è trattata come un reperto polveroso. Non è una rievocazione nostalgica. Zero. Niente. Figuranti in calzamaglia che sfilano e basta. È il motore di una macchina complessa. Cioè, stiamo parlando di oltre 100 comuni coinvolti per fare cose enormi, tipo elaborare un trauma collettivo devastante. Il terremoto. Esatto. O per spingere i giovanissimi a fare freestyle, ma in una lingua millenaria. È un modo per ridefinire il concetto stesso di comunità. Ma per decodificare bene quello che sta succedendo nel 2026, dobbiamo necessariamente capire le fondamenta architettoniche di questa storia. Quindi dobbiamo tornare al Big Bang. Al Big Bang del Friuli, esatto. Allora, le coordinate del nostro viaggio partono dal 3 aprile del 1087. Ci troviamo a Pavia e l'imperatore Enrico IV ha davanti a sé una figura chiave, il patriarca Sigeardo di Tengling. E gli concede l'investitura feudale. Proprio lì. E in quel preciso istante nasce formalmente la patria dal Friul, ovvero lo Stato patriarcale friulano. Un'entità politica che, ricordiamolo, durerà fino al 1400 e rotti. Non stiamo parlando di una parentesi breve. No, assolutamente. E dalle fonti emerge in modo inequivocabile che non si trattava di uno staterello cuscinetto senza importanza. Era un crocevia politico ed economico potentissimo in Europa. Assolutamente sì. I patriarchi avevano un livello di autonomia tale da potersi permettere, di interfacciarsi alla pari con sovrani e persino con i pontefici. Roba da pesi massimi della diplomazia. Esatto. E l'episodio della cattura di Riccardo Cuor di Leone da parte del duca Goffredo, che menzionavi tu all'inizio, ci dà proprio la misura di come questo Stato fosse immerso fino al collo nelle grandi dinamiche geopolitiche europee. Certo, non erano ai margini. Però, vedi, il vero capolavoro, cioè il lascito più duraturo della patria dal Friul, non risiede nelle cronache militari o negli intrighi. Risiede tutto nella sua ingegneria istituzionale. Ti riferisci al Parlamento friulano, nato intorno al 1200, che poi tra l'altro è un dato cronologico che mi ha letteralmente spiazzata. Perché arriva prima di quello che pensiamo di solito. Esatto, significa che si riuniva svariati anni prima di quello inglese che noi tutti studiamo a scuola come il primissimo Parlamento della storia. Un classico malinteso dei libri di testo. Ma quindi, aspetta, mi stai dicendo che nel nord Italia avevano inventato la democrazia moderna in pieno Medioevo?
Allora, frena un attimo, non romanticizziamo troppo la faccenda. Non era certo una democrazia in senso contemporaneo, cioè dove ogni singolo cittadino ha diritto di voto. Ok, niente suffragio universale. Ovviamente no. Era pur sempre un'istituzione oligarchica, tipica del suo tempo. La vera genialità, però, non era tanto in chi votava, ma nel suo meccanismo di consenso. Spiegami meglio. Pensa al tanto celebrato Parlamento inglese di quell'epoca. Di fatto, cos'era? Era un bancomat medievale. Un bancomat bellissimo. In che senso? Nel senso che il re aveva bisogno di finanziare una guerra, convocava i nobili, stabiliva le tasse da riscuotere e chiudeva la seduta. Finito lì. Quindi un sistema molto verticale. Il capo decide, gli altri aprono il portafoglio e zitti. Esattamente. Quello friulano, invece, funzionava molto più come un'assemblea di azionisti moderni, ma con diritto di veto. Ah, wow! Il patriarca ne era il presidente, certo, ma non aveva un potere assoluto o incontrollato. Anzi, era vincolato alle decisioni dell'assemblea. Questa è una differenza enorme. E la cosa straordinaria è che ai tavoli di questa assemblea non sedevano solo l'alto clero o la grande aristocrazia, c'erano anche i rappresentanti delle libere comunità. Cioè le città stesse. Credibile. È un ribaltamento totale delle dinamiche di potere a cui siamo abituati a pensare quando, sai, ci immaginiamo il Medioevo. Decisamente controintuitivo. Le città avevano letteralmente in mano le chiavi della stabilità militare. E questo, secondo me, ci porta direttamente a bomba sul 2026. Perché quel modello lascia un segno. Esatto. A 947 anni di distanza da quel 3 aprile del 1087, questo DNA civico basato sulla rappresentanza condivisa è ancora vivo e vegeto. E non è, ripeto, non è una fiera di paese. No, c'è una struttura formale molto rigida dietro. Leggendo le fonti emerge un'istituzionalizzazione imponente. Cioè, la Fiesta de Patrie dal Friul è codificata addirittura da una legge regionale, la numero 6 del 2015. Ricevendo un supporto logistico e finanziario strutturale, non fondi casuali. Esatto. C'è un passaggio nei bollettini ufficiali che per me è molto indicativo del peso che gli viene dato. Quello sulle bandiere. Sì. Per l'occasione, le istituzioni espongono la bandiera storica friulana, che per chi non lo sapesse è l'aquila araldica dorata su campo azzurro, e la espongono esattamente accanto al tricolore italiano e alla bandiera europea. Che è un riconoscimento visivo ai massimi livelli della Repubblica. Totalmente. E qui però sorge spontanea una domanda che chiunque osservando la scena dall'esterno potrebbe farsi. Immagino quale. Siamo in un'epoca iperconnessa, insomma, globale, dove i confini tendono a sfumare ovunque. Vedere istituzioni pubbliche che investono così tante energie, persino con leggi regionali apposite, per sbandierare in modo così forte l'identità di un singolo territorio, non rischia di passare per una chiusura campanilistica. C'è un tentativo di isolamento, quasi una forma di separatismo culturale anacronistico. Guarda, è un dubbio più che legittimo. Ed è esattamente la critica che viene mossa più spesso, in modo quasi automatico, quando si parla di identità locali molto radicate. Che poi è la paura di tutti gli stati nazionali. Certo, ma se analizziamo la sociologia dietro i documenti programmatici del Consiglio regionale, troviamo un approccio diametralmente opposto al separatismo. Ah sì? I testi specificano in modo inequivocabile che la valorizzazione di questa forte identità avviene, e cito quasi testualmente, senza alcuna contrapposizione o rivalità verso le altre comunità. Quindi nessuna logica del tipo noi contro il resto del mondo, chiudiamo i confini? Al contrario, l'idea di fondo, che peraltro ha radici psicologiche molto solide, è quella di un mosaico culturale regionale. Bello il concetto di mosaico. La tesi è che possedere radici chiare e una profonda consapevolezza della propria genesi storica non serve affatto a costruire muri, serve a fornire la sicurezza necessaria per dialogare con l'esterno. Ha molto senso. Cioè se sei insicuro ti chiudi a riccio. Esatto. Se sai perfettamente chi sei, non hai il terrore che il confronto globale possa cancellare la tua identità. Puoi interfacciarti con l'Europa in modo aperto, direi quasi paritario, proprio perché sei ancorato a una storia secolare di autogoverno e diplomazia.
Capisco perfettamente. E la traduzione pratica, molto tangibile di questa teoria dell'identità la vediamo letteralmente esplodere nel programma del 2026. Una macchina organizzativa impressionante. Abbiamo menzionato 150 eventi, sparsi in oltre 100 comuni, cioè un territorio vastissimo, dalle valli montane ai centri urbani. Una mobilitazione enorme. E sfogliando questo calendario monumentale fornito dall'Arlef, ci sono due filoni di indagine che emergono in modo prepotente e sono l'elaborazione del trauma, da una parte, e l'innovazione generazionale dall'altra. Partiamo dal primo filone, la memoria. Perché in questa specifica edizione assume un peso specifico gigantesco per il territorio. Perché il 2026 segna il 50° anniversario del terremoto del 76, giusto? Esatto, il tragico 6 maggio. Un evento catastrofico che ha raso a suolo interi paesi in una manciata di secondi. E nei documenti ufficiali e nei programmi noto che indicano costantemente questo sisma con un nome molto specifico, l'Orkulat. Sì, l'Orkulat. Perché usare questo termine? A me suona quasi fiabesco. È un dettaglio linguistico che nasconde un meccanismo psicologico affascinante. Nella mitologia popolare friulana, l'Orkulat è un mostruoso orco intrappolato nelle viscere della terra. E la leggenda vuole che, quando si agita per liberarsi, provoca i terremoti. Wow! Antropomorfizzare un disastro geologico, dandogli il nome e le fattezze di una figura mitologica, è un potentissimo strumento di difesa collettiva. Ti permette di dargli un volto, in sostanza. Esatto. Permette a una comunità distrutta di non essere semplicemente vittima impotente del caso o della geologia, ma di avere un nemico riconoscibile. Un avversario vero e proprio. Un'entità culturale da combattere e soprattutto da sconfiggere insieme attraverso la faticosa opera di ricostruzione. Incredibile. È un modo geniale per riprendere il controllo psicologico su qualcosa di totalmente incontrollabile. E si vede chiaramente come il calendario degli eventi usi la memoria storica proprio per questo scopo. I libri e gli spettacoli teatrali sono centrali in questo senso. Infatti, ci sono moltissime presentazioni di libri, come Una piccola guerra di Toni Capuozzo sul 6 maggio o La faglia dentro di Walter Tomada. Opere che scavano a fondo nel ricordo. Ma c'è anche tantissimo teatro che mi ha sorpresa. Spettacoli come Mevisi, che credo significhi mi ricordo, curato dalla compagnia Sotlanape, oppure spettacoli come Rombo, che girano per i teatri di innumerevoli cittadine, portando questo tema ovunque. E l'uso del teatro qui non è affatto casuale, credimi. Pensa cosa succede durante un terremoto del genere. Non perdi solo la casa fisica in cui dormi. Perdi tutto l'ecosistema. Perdi i tuoi punti di riferimento, spaziali e sociali. La piazza, la chiesa, il bar, la via in cui sei cresciuto. Quando un intero paese crolla su se stesso, si sgretola letteralmente la memoria geografica di un'intera comunità. Certo, non sai più orientarti dove hai vissuto tutta la vita. Quindi il teatro, che è per definizione narrazione pubblica e condivisa, per di più fatto nella lingua madre, diventa l'impalcatura invisibile per ricostruire quella mappa mentale andata distrutta. Si usa la lingua storica per suturare una ferita moderna. È un'immagine bellissima. È molto efficace. E questa stessa lingua storica, la marilenghe, non si ferma però solo alla memoria del dolore. E qui passiamo al secondo filone, quello dell'innovazione, che è, devo ammettere, la parte che mi ha davvero entusiasmata di più. Quella rivolta ai più giovani. Sì, vediamo la lingua friulana uscire completamente dalle accademie e dalle biblioteche per entrare nelle scuole in forme del tutto inaspettate. Qualcosa di molto lontano dalla classica lezione frontale. Completamente. Abbiamo artisti, come ad esempio il rapper DJ Tubet, che portano la lingua nei licei e negli istituti tecnici. L'ho visto in programma a Treppo Grande e a Tolmezzo. Portando freestyle e ritmi contemporanei. Esatto, freestyle e musica urbana, rigorosamente in lingua friulana in mezzo agli adolescenti. E questo approccio verso la generazione Z è forse il dato più interessante per chi studia, l'evoluzione e la sopravvivenza dei sistemi culturali. Sembra quasi che la lingua friulana non sia trattata dalle istituzioni come un fragile reperto intoccabile da tenere sotto una teca di vetro, ma piuttosto, mi viene in mente, come un sistema operativo open source. Ah, un sistema operativo? In che senso? Nel senso di una base di codice stabile su cui gli utenti di oggi, quelli del 2026, possono mettersi a programmare applicazioni completamente nuove e mai viste prima.
È una metafora calzantissima, davvero. Ma andiamo più a fondo sul perché questo approccio funziona così bene. Dimmi. Una cultura muore esattamente nel preciso momento in cui decide di musealizzarsi, quando diventa solo una noiosa celebrazione nostalgica dei fasti dell'anno 1000 o del Medioevo ai giorni contati. I giovani la ignorano. Diventa materia da vecchi saggi e basta. Esatto. Sopravvive e prospera invece quando la sua infrastruttura primaria, ovvero la lingua, viene forzata per descrivere la contemporaneità. È vero, deve sapersi adattare al presente. Usare un idioma millenario per elaborare il trauma del 76 e simultaneamente per incastrare rime hip hop o per organizzare la Fur Run è la prova che è viva. Ah, la Fur Run, un'iniziativa geniale, ne volevo parlare. Corsa podistica non competitiva. È una corsa a staffetta che attraversa un sacco di comuni, tipo Udine, Moruzzo, ed è apertamente ispirata alla corrica basca. È un evento in cui musicisti, sbandieratori, famiglie e cittadini si passano fisicamente un testimone correndo lungo chilometri e chilometri di strade. E questo cos'è? Se non un'attivazione fisica del territorio? Non è solo un dibattito intellettuale al chiuso di un palazzo. È sudore, strada, coinvolgimento reale. Tutto questo dimostra che le istituzioni e le varie associazioni del territorio hanno compreso un concetto vitale. Quale? Che se vuoi che un'eredità storica continui a vivere nel futuro, devi accettare che le nuove generazioni la manipolino. Devi lasciare che la hackerino, usando i loro canali espressivi naturali. Come lo sport e la musica urbana, appunto. Esattamente. È un vero e proprio trasferimento di codice sorgente, per usare la tua metafora, da una generazione all'altra, senza paura di perderne la purezza. Affascinante. E questo enorme flusso di eventi sul territorio ha ovviamente un suo epicentro naturale, che è la città di Udine. Che per l'occasione ospita la 49esima edizione della festa. Però, sai, leggendo attentamente la programmazione udinese, la cosa che salta subito all'occhio non è la presenza di un singolo gigantesco evento che fagocita tutto il resto. Nessun mega concerto isolato. No, è la capillarità. Ci sono 15 eventi specifici che partono dal 28 marzo alla Galleria d'Arte Antica e arrivano al clou del 3 aprile. L'architettura di questo programma di Udine, se ci pensi, riflette perfettamente quel modello di consenso diffuso e policentrico di cui parlavamo all'inizio, a proposito del Parlamento friulano. È verissimo. Cioè, da un lato abbiamo visite accademiche rigorose per studiare gli antichi manoscritti alla Biblioteca Ioppi. Cultura istituzionale. Sì, ma allo stesso tempo le piazze del centro si riempiono di balli e gruppi folcloristici. C'è l'alzabandiera istituzionale sul castello la mattina del 3 aprile, con tutte le autorità, e poi le visite alla torre di Porta Aquileia. E non finisce lì. No, perché poi la sera ci sono spettacoli al Teatro Palamostre, come quello del polistrumentista Nicola Milan, che si chiama Restiamo Umani, e fonde musica contemporanea, cori e poesia. Un incrocio di arti diverse. Totalmente. Ci sono presentazioni di fumetti in lingua friulana, come Silvie e l'Orcul, e poi laboratori di giochi per bambini con il Ludobus in piazza Matteotti. È tutto magnificamente mescolato. E se ascoltiamo le dichiarazioni degli amministratori, perché i documenti riportano anche quelle, emerge un quadro chiaro. Sì, tipo l'assessore Federico Pirone o la consigliera Stefania Garlatti Costa. Esatto. Loro dichiarano apertamente l'intento politico dell'evento. Vogliono un'edizione che definiscono corale e super friulana. Un'edizione che, partendo dalle radici, sappia parlare all'Europa complessa di oggi. E lo fanno azzerando le gerarchie, mi pare di capire. Esatto, non c'è la classica fastidiosa divisione elitaria tra la cultura alta, chiusa nei palazzi riservati a pochi, e la cultura bassa lasciata nelle strade per le masse. È vero. L'approccio è totalmente orizzontale e l'evento che secondo me sintetizza meglio questa coralità è quello in via Mercato Vecchio. Il Palio. Sì, ma non è il solito palio dove si sfidano i rioni storici in qualche gioco medievale con la fune. Si confrontano i consigli comunali dei ragazzi di diverse città. Questa è un'idea brillante. È educazione civica travestita da gioco. Una roba geniale. Udine, insomma, si sta di fatto proponendo come un laboratorio sociale a cielo aperto. Quando metti a sistema la biblioteca storica, l'esibizione teatrale, la corsa podistica e i consigli dei ragazzi, non stai semplicemente commemorando un vecchio trattato imperiale redatto a Pavia. Stai facendo molto di più. Stai attivando quella che potremmo definire una comunità di intenti. Comunità di intenti.
È la dimostrazione empirica che l'infrastruttura logica di quel Parlamento medievale, cioè la necessità di ascoltare le varie parti, di coinvolgere i territori e trovare un accordo collettivo per muoversi, è miracolosamente sopravvissuta e viene applicata oggi all'organizzazione della società civile moderna. Straordinario. Allora, tiriamo le fila di questa lunga esplorazione perché le implicazioni sul tavolo sono davvero tante. Sintetizziamo il percorso. Siamo partiti da una firma messa su una pergamena a Pavia nel 1087 per arrivare a una mobilitazione culturale ed emotiva capillare nel 2026. Un arco temporale immenso. Abbiamo smontato l'idea che nel Medioevo esistessero solo monarchie assolute da bancomat, scoprendo un Parlamento che funzionava come un'assemblea di azionisti. Un'assemblea in grado di bloccare persino l'uso dell'esercito se le comunità locali non erano d'accordo. Un livello di democrazia partecipativa, per i tempi eccezionale. Poi abbiamo esplorato la psicologia del trauma, abbiamo scoperto come l'invenzione dell'orcolate e l'uso del teatro in lingua siano strumenti non folcloristici, ma fondamentali per ricostruire le mappe mentali distrutte da un terremoto devastante. Il teatro come medicina sociale. E infine abbiamo visto come una lingua antica si mantenga vitale scorrendo nelle strade con la Furl Run e suonando nelle scuole attraverso il rap e il freestyle di artisti come DJ Tubet. E per chiudere il cerchio, sai, credo che la vera lezione che emerge da questi documenti e che è profondamente utile a chiunque ci stia ascoltando, indipendentemente da dove viva, Certo, è universale. è che conoscere a fondo le proprie origini storiche non equivale mai ad avere una sterile nostalgia del passato. Non è guardare indietro con le lacrime agli occhi. Al contrario, è l'acquisizione di uno strumento psicologico vitale. Avere radici profonde permette a una comunità di non farsi travolgere dalle crisi. E parlo sia di crisi naturali, come un terremoto, sia di crisi immateriali, come la perdita di senso o l'omologazione nell'era digitale. Fornisce l'ancoraggio. Permette di guardare al futuro con una resilienza strutturale fortissima. Ed è proprio su questo aspetto, sull'infrastruttura della società, che vorrei lasciare a chi ci ascolta un pensiero finale su cui ragionare. Qualcosa che va oltre la bellissima esplorazione geografica e storica di oggi. Dici tutto. Abbiamo visto come un Parlamento del XIII secolo avesse interiorizzato un principio inderogabile, cioè che per prendere decisioni cruciali o per mobilitare enormi risorse serviva il consenso effettivo, reale, delle comunità locali e delle singole città. Nessuno era escluso dal tavolo. Il diritto di veto dal basso. Esatto. Oggi noi viviamo nell'era della democrazia globale, dove le decisioni vitali per il nostro futuro sembrano sempre più centralizzate, sempre più opache e spesso irraggiungibili per i cittadini comuni. Un senso di impotenza diffuso. E allora la domanda che vi lascio è questa. Cosa potrebbe imparare l'ipercomplessa politica del XXI secolo da quel modello di rappresentanza primitivo della patria del Friuli? Un modello in cui il potere centrale non poteva fisicamente muoversi senza guardare negli occhi le comunità che governava. Una bella provocazione. Forse la risposta alle nostre moderne crisi di rappresentanza non si trova guardando costantemente e ciecamente avanti per cercare l'ultima app o innovazione tecnologica, ma fermandosi a studiare con umiltà i meccanismi di chi ci ha preceduto 1000 anni fa. Grazie per averci seguito e alla prossima esplorazione.